Il 20 gennaio invece alle ore 12:40 il procuratore generale di Roma trasmetteva il complesso carteggio a questo Ministro. Conviene sinora notare che la comunicazione della Questura di Torino era pervenuta al Ministero ad arresto già effettuato. Con gli ultimi atti del caso Al-Masri si apre alle 12:15 l'informativa alla Camera del Ministro della Giustizia Nordio, che ricostruisce le questioni giuridiche della vicenda del generale libico accusato di violenze e torture, scarcerato e rimpatriato, vicenda che vede indagati i ministri Nordio e Piantedosi e la Premier Meloni. La qualità di indagato iscritta nel registro citato è sottolineata in grassetto nella informazione di garanzia. Devo dire che l'ho vista con una certa tenerezza questa sottolineatura che io sarei persona indagata. Una notizia informale dell'arresto è stata trasmessa via email da un funzionario Interpol alle ore 12:37 di domenica. Una comunicazione assolutamente informale, non era nemmeno allegata alla richiesta di estradizione, spiega in aula Nordio, che ricostruisce tutta la vicenda. Si sofferma poi sul mandato d'arresto della Corte dell'Aia in lingua inglese, con una serie di criticità, spiega Nordio, che avrebbero reso impossibile l'immediata adesione del Ministero alla richiesta arrivata dalla Corte d'Appello, e dalle opposizioni si sollevano le prime contestazioni. L'atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto. Vabbè. Il ministro Nordio si sofferma poi sulla documentazione della CPI, una sessantina di paragrafi in cui vi è tutta la sequenza di crimini orribili addebitati al catturando. Sottolinea il guardasigilli, vi è un incomprensibile salto logico, le conclusioni del mandato di arresto risultavano differenti rispetto alla parte motivazionale e rispetto alle conclusioni. Passaggio che scatena un botta e risposta con il deputato Bonelli. 15, c'è scritto 15. Nel mandato di... Onorevole Bonelli. No, onorevole Bonelli. Ma poi, Prego, onorevole Ministro. Bonelli, sa cosa? Che lei sarà smentito dalla stessa Corte, perché poi glielo spiego. Quindi abbia pazienza, vedrà. Allora, perché vedete, la cosa che più mi stupisce è che non avete letto le carte. Avete discusso sul nulla. Al termine della sua informativa, Nordio fa un'ultima considerazione. Quello che mi ha un po' deluso, anche se non è arrivato inaspettato, è stato l'atteggiamento di una certa parte della magistratura. Parte della magistratura che si è permessa di sindacare l'operato del ministro senza aver letto le carte. È poi il turno del ministro dell'Interno Piantedosi, che si sofferma sulle questioni prettamente legate all'arresto e all'espulsione di Al-Masri, chiarendo subito un punto. Il cittadino libico noto come Al-Masri non è mai stato un interlocutore del governo per vicende che attengono alla gestione e al contrasto del complesso fenomeno migratorio. Piantedosi ricostruisce i giorni che hanno portato all'arresto del generale libico. Il 21 gennaio ha adottato un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Un passaggio poi sulle modalità dell'espatrio. La predisposizione dell'aereo già dalla mattina del 21 gennaio rientra tra quelle iniziative a carattere preventivo e quindi aperte ad ogni possibile scenario. A questo punto in aula gli interventi dei diversi gruppi parlamentari. Per il Partito Democratico prende la parola la segretaria Elly Schlein, che si rivolge ai ministri. Vi abbiamo ascoltati e quello che dite è inaccettabile. Lei non ha parlato da ministro in quest'aula, ha parlato da avvocato difensore di un torturatore. Prima però la leader Dem aveva attaccato la Premier Meloni, assente in aula. Meloni ha mandato i suoi amici ministri in aula, un atteggiamento da presidente del Coniglio. Attacco al Presidente del Consiglio anche dai banchi del Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte. Oggi c'è una grande assenza del Presidente Meloni. Scappa dal Parlamento, scappa davanti agli italiani. È un atto di grande viltà istituzionale.